Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine molto usato nel napoletano che è figlio di un falso storico. Il termine in questione è ammuina. Con il termine ammuina si intende la confusione, il caos, il casino. Molti vorrebbero che il termine ammuina derivasse da una procedura di un ufficiale della Marina Militare Borbonica, tale Federico Cafiero, che impartisse questo comando ai suoi uomini quando si fossero trovati nei paraggi degli ufficiali della Marina Piemontese in modo da dimostrare che in realtà la nave era in attività e ci fosse confusione, caos. In realtà questo è un falso storico, non c'è traccia di questo Federico Cafiero nei registri della Marina, non rientrano le date e l'etimo di questa parola molto probabilmente deriva dallo spagnolo hamoinar, che vuol dire dare fastidio. Quindi non è inteso l'origine per quanto riguarda l'episodio borbonico, bensì un etimo molto più normale e antico derivante dalla lingua spagnola. Infatti la locuzione molto famosa facita a muina o facimmo a muina, facciamo casino, facciamo confusione, quella è rimasta identica. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!